maschile, chiamiamo il mio segretario Raul. Gira che ti do questo di qua. Allora, questo lo puoi andare a mettere in ufficio. Aspetta, presentati con i fan di Maria. Questo è il mio piccolo segretario, piccolo ma grande segretario, dico bene? Ok, vallo a mettere in ufficio, vai. Dammi un 5. A posto, vai. Allora Maria, devo dirti una cosa importante. Stamattina, qua alla nostra redazione, è venuto Anthony ed è venuto per fare un videomessaggio nei tuoi confronti. Io gli ho fatto registrare il videomessaggio dove lui ti dice alcune cose, ha dedicato alcune parole che ha scritto e poi ha letto, capito? E te lo volevo fare sentire, te lo posso fare sentire? Ce l'ascoltiamo? Sì. Allora, ce l'ascoltiamo. Guardiamoci il videomessaggio di Anthony. Ciao Maria, sono Endile, sono venuto qua a trovare la Bettolibri. Ti devo dire una cosa, va bene? Ciao Maria, ti chiedo scusa per il mancato appuntamento al quale non ho potuto fare fronte. Ti chiedo immensamente scusa e rinnovo l'invio a cena presso il commensale a Sciacca. Ti mando più affettuosi saluti con affetto Endile. Aspetto la tua risposta. Ciao, un bacio. Questa lettera l'ho scritto io per dirti che veramente ho sbagliato con te 2 volte, ti chiedo scusa e speriamo di andare avanti se la cosa va bene. Poi il primo giorno che ti ho visto mi hai colpito al cuore, sei una bella ragazza, hai begli occhi, andiamo avanti e vediamo questa storia fra noi due. E che devo dire? Ci frequentiamo se mi vuoi frequentare. Io ho pensato di invitarti a quella cosa che ho scritto io a cena, aspetto la tua risposta, tutto organizzato, non c'è né problema di pagamento, va bene? Mi piace come balli, come ti presenti, quella volta alle temme sei una bella ragazza, mi hai capito tanto, è troppo bella sei. Ha molto tempo che pensate perché ho visto i tuoi provini, sono andato qua a Strana Siciliana per vedere se succede qualcosa. L'unica cosa che ti dico dammi questa possibilità. Una cosa è sicura, voglio creare un futuro con te, se Dio lo mandi bene. Voglio sposarmi più là, avere famiglia, con me, figurati ne faccio fare, stai tranquillo, ci puoi contare. Tu lavoro, ho la macchina, problema non ce n'ho. Quando qualche sera usciamo assieme, qualche sabato, mi chiami, io ti vengo a prendere, non ce n'è problema. Aspetta la tua risposta, ciao, un bacio, ti aspetto. Allora Maria, cosa ne pensi? Ma che saccio? Io se continui a sbagliare, chi se va? Se no è l'ultima chance. Comunque lui mi ha detto, poi ha aggiunto qualche altra cosa. Perché è inutile. Allora ascolta, lui ha aggiunto che giustamente se ti fa un videomessaggio così e tu lo vedi nello schermo è una cosa, ma se tu lo ascoltassi di presenza sarebbe un'altra cosa. E allora io l'ho voluto accontentare, quindi questa sera voglio farti una sorpresa. Gli ho detto a Anthony di non andarsene, di rimanere qui in redazione, appunto perché voglio fargli passare 10 minuti accanto a te. Così voi vi chiarite una volta e per tutti, va bene? 10 minuti? 10 minuti. Per cui facciamo entrare Anthony, regia, chiamate Anthony. Ciao. Ma mi pare il fatto che tu hai fatto sta cena, l'accetto. Se tu hai il piacere di fare la cena, va bene che ammassavo perché ho lasciato un megno. Ma se tu, perché tu mi nasci a mia 2 volte, se tu mi dici sì, se mi dici no, perché è inutile che io, ma ti pare che io sogno, poi non ci siamo, manco siamo picciritti, perché è inutile che io andavo, perché quando ero amica, a me mi manda a casa, e io, se queste cose lunghe, a mia mamma, se no, perché io non mi affrenno. Vabbè. Lo capiste? Va bene, possiamo andare avanti. Sì. No, me la dite! Sì, lo prendi più no, non che che ti giri, a di Maria sì, no, perché io non mi affrenno, tu puoi parlare quando vuoi. Se la cosa è sicura mi dice sì, se la cosa non è sicura. Andiamo avanti, andiamo a cena. Sì, parliamo. Se tu mi pigliare per fissa e che sei l'ultima chance perché tu mi visti a me tuo pacco, mi pigliasti per fissa, va? Chi è l'ultima chance? Va bene. No,
mica la testa, o mi dici sì o mi dici no. Dico sì, stop. Andiamo avanti. No, parla tu, continua. Ora non so quando devo venire a fare la cena. No, arrestati tu. Io non ti dico niente, tutto sta arrestati tu. Hai non tagliare, tu tagliare a mia. No, tu la di la cena, perché non ti dico niente. Tutto sta se tu. Mi dici sì, mi dici no, perché io un muffin, perché io le cose di cui le faccio e faccio, va. A me sto parlare non mi piace domani. Va, che tu mi stai mettendo tuo pacco, mi picchiasti per fissa. Vabbè, è successo sto pacco e basta. No, non ci ne va bene, mi faccio tutto da mio pacco, tu che tu mi piaci per fissa, tu ti offendere, non è che tu perché ti offendere. No, ma fine, non ti preoccupare. No, le cose da dire, a me le cose mi piace le faccio e faccio, mi piace parlare a me, mi è piaciuto mai. Ti ho detto facciamo la cena, però non so quando. Poi ti chiamo e ti dico. Chiama Betto. Chiama Betto e vediamo quando lo possiamo organizzare. Perché chi è l'ultima chance, L'ultima chance, va bene. No, tu a parlare, tu non a tagliare, tu a parlare. Ma tu le cose che mi dici mettiamo un video messaggio di Cile presenza. Non a tagliare, Non mi ricordo. Su per giù, per volte so parlavamo. Non lo so, dici qualche cosa che senti tu. Federico che non ci sono, tu a tagliare a parlare. Maria, sono venuto qua perché mi sei colpita a cuore dei primi giorni che ti ho visto. Sì, lo so, questo me l'ha detto. Sei una bella ragazza. Lo so. Sei piaciuta tanto e voglio andare avanti. Se mi vuoi frequentare ci frequentiamo, se no come devo fare? Io Doris, restiamo come amici, va? E continuiamo a parlare e basta. Va. Tu quando parli di altre cose parla. Di cosa? So che fai tu, delle altre scuse, no, sei me stesse. Io oggi non ho lavorato perché sono venuto qua per incontrarti. Ah, certo, fatto a me mi fa pure Mi ha piacere. fatto piacere di incontrarti e rimaniamo assieme. Ah, certo. E basta. So che vuoi tu, cose diverse, a pescere, a parlare. Dice, ma io finì di parlare, continuo, finive, ancora tutto sta a essere. Tu che mi racconti? Io a posto, A posto? a posto, e vado avanti. Complimenti come sei vestita. Grazie. Grazie. E lavoro domani? Domani lavoro, sì. Ah, certo. Ho fatto per chiamare il principale e mi ha detto dove siete, sono ammazzato, va bene. Ah, perciò tu sai che tu stasera c'è la cena e tu non soldi non ne hai. E a così si combina. E chi ti affari? Eh sì, ma quando a questo tu chiama a Betto, a dire a Betto sì, no, figlio mio, ma scusare Betto tu. libero. No, tu ma scusare. Perché chi sei a pietà per fissa? No, invece sì, no, sì, invece sì. Io ho detto ci chiamava per... No, ma io tu resti figlio mio, che sa l'ultima chance, siamo mio. Io ho chiamato a Betto, vedi che ti ho detto domani vengo e devo fare un problema, devo dire... Sì, però tu dici c'è la cena stasera. Non ho detto stasera la cena, io non ho detto questo. E dici se c'è stato non ne C'è hai. scritto là. Ti ho invitato a cena, ma non stasera, non so quando è. Parla delle discusse, no se mi stesse. Non dovete litigare, bene. No, canci ne Ma litigare. non me l'ha detto. No, non si parla, c'è la telecamera. Allora. Grazie. Non ti dico niente, la domanda diversa, finiste? Finì. E io finivi pure, a posto. A posto.
Ma come ti fare? Ok. Signora. Assolutamente. Fatto? Ok? Ok. Va, entra lì. Questo è un mestiere da Grazie, grazie. passeggiere che devo dire. Grazie. Siediti vicino a lei. Mentre così si gira così. Ti piace la vita? Sì, grazie. Niente. Però date di nuovo un bacetto. Che felice Maria. E sta faccia triste, né? Su. Con la vita. Ti fai doppiare il tiscio. Se arricchiscono. No! Come dice Ma arricchi tutta. arricchio tutta. Se, come dici tu. Com'è? Ma dopo di che giochi poi. Perché? Picchi. Un motivo la chitarra. Vabbè, non ho un motivo questa ora che ti perdono questa volta. Ne voglio perdono. Oh no, perdono. Cioè, che dica io, Carattere, che hai. carattere, Ognuno ha tutti deve essere. lo faccio. Tu come l'hai? Io buono. Io la diversa, tu la diversa, ognuno ha tutti diversi caratteri. E che c'è da fare? Sì, Che c'è da fare? Ma andiamo a frequentare oppure no? a cena quando dice tu, ognuno me ne mani, giusto? Non ti preoccupare, un giorno va bene, io chiamo a L'ultima chance! l'ultima chance, guarda. Perciò tu stai dicendo che è Io giudiato. chiamo a Alberto e ci dico, Alberto vedi che sto venendo a fare la cena con voi. Sta cosa è che se sei occhio ma fenno, Io mamma. l'ultima chance. L'ultima Chi cambia un bube, ma siamo un bambino. Va, Anima. se tu mi piaci la vista, se tu mi piaci la... No, perché tu mi stai in visto dopato, mi piace, voglio piace vista large, femmine e mascole. E perché ho fatto questa cosa? Perché No, io parlo di visti, Sì, ma io ti parlo che tu mi stai mettendo dopato, mi piace che visti. E ora poi questa cosa non finirà tutto. Un ballo non carici il cuore. Anche non sono pensieri che voglio bene. Grazie. Devo risentire ma quando venisse. Hanno tuo nome che è capitato a te. Tu? Sei vero, a te è capitato. A me ha detto, e io ho accettato. Grazie. Pure alla ora, se tu devi continuare a sbagliare, niente, si diventa male. Vero? Ognuno ha un carattere diverso. Mettiamo un po'. Io ti ho portato questo Grazie. va bene. Appena io sono pronto ad andare a cena, chiamo a Becco e ci dico, vedi che sto bene, andiamo a cena. Stop. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao.